Prima o poi l'emergenza coronavirus passerà e bisognerà ripartire. Sul piatto ci sono già 25 miliardi di euro e il Veneto ha pronto un piano regionale per la ripresa e la resilienza. La pianificazione sbarca in Consiglio regionale con un programma vasto e complesso che guarda il futuro. La Regione del Veneto in questi mesi ha lavorato ad una pianificazione sulla base di quello che sarà il Recovery Fund a livello nazionale. Praticamente abbiamo fatto un lavoro di ascolto con tutte le associazioni di categoria e quindi capendo quali sono le esigenze del territorio per i prossimi 10 anni, abbiamo elaborato un piano assieme alla Giunta regionale, un piano che parla di 155 linee di intervento, quindi una pianificazione molto ampia per un totale di investimenti di circa 25 miliardi di euro. Il Veneto è fra le prime regioni d'Italia a rispondere alla chiamata del piano per la ripresa e la resilienza. E ovviamente abbiamo messo dentro di tutto, cioè tutte le esigenze che è la nostra terra. La responsabilità è grande, come pure l'aspettativa delle categorie coinvolte nel progetto. In primis la competitività delle imprese, che è fondamentale per il rilancio post-Covid. Stiamo lavorando e abbiamo inserito all'interno della pianificazione anche molti interventi su tutto il campo sanitario, quindi degli investimenti importanti all'interno delle strutture ospedaliere e un investimento anche sulla medicina del territorio della comunità. Poi tutto il filone green, quindi dalla riconversione delle imprese alla mobilità dolce, quindi un forte investimento anche per quel che riguarda la tutela dell'ambiente e poi investimenti settoriali per quel che riguarda la formazione, la cultura e tutti ovviamente i settori produttivi della nostra regione.